Dopo il tragico schianto e il caos di ieri, un altro grave incidente in A4 questa mattina, sempre nello stesso punto, all'uscita di San Stino, coinvolti 5 tir, autostrada chiusa. Autonomia, ieri il voto favorevole in Consiglio regionale, ma PD astenuto, ampio mandato al governatore Luca Zaia che dice a Roma per trattare. Continua la protesta dei migranti in fuga dalla base di Cona, ieri la tragedia con un profugo ivoriano travolto e ucciso da un'auto a Codevigo, notte in chiesa per un centinaio di persone, stamane tensioni a Boion di Campolongo Maggiore. L'agitazione dei medici di base, dopo Treviso anche dalla CGIL del Veneto arriva la richiesta di attuare al più presto l'accorpamento dei dottori di famiglia alle ULS. Paura a Vicenza, rapina mano armata ieri sera a Vicenza nel mirino dei banditi, un furgone adibito alla raccolta dei soldi delle macchinette automatiche. Presentati in regione i dati sulle concentrazioni di FAS negli alimenti, a rischio oltre 1200 campioni e tipi, percentuali sotto la soglia di allarme in quasi tutti i cibi. Al via la quarta edizione di Corri in Rosa, gli organizzatori hanno voluto dedicare una maglia a Elisa Girotto, la mamma trevigiana che aveva commosso tutti con i doni lasciati alla figlia piccola. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con una nuova mattinata di caos e di traffico in tilt in autostrada, in A4, sempre sullo stesso punto, lo stesso punto di ieri. Ieri ricorderete il tragico schianto nei pressi dell'uscita di San Stino di Livenza con una vittima. Questa mattina praticamente nello stesso punto un altro maxi schianto, 5 mezzi pesanti coinvolti, autostrada chiusa per buona parte della mattinata. Nuovo inferno in A4 a poche ore dallo schianto tra tir che ieri pomeriggio ha provocato la morte di un camionista 48enne di Torre del Greco. Questa mattina, poco dopo le 8, nuovo grave incidente sempre nello stesso tratto nei pressi di San Stino di Livenza. Coinvolti 5 mezzi pesanti, tra i quali una bisarca. Nell'incidente uno dei conducenti è rimasto ferito in maniera molto grave, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferito all'ospedale. La A4 è stata chiusa con uscita obbligatoria a Porto Gruaro. Pesanti i disagi alla circolazione con code che hanno raggiunto i 7 chilometri. Subito è scattato il piano d'emergenza come previsto dai protocolli sottoscritti con le prefetture di Venezia e Udine. È stato attivato il bypass a 28, a 27 fino alla rimozione dei mezzi e alla pulizia del manto stradale. L'autostrada è stata riaperta intorno alle 10:30 ma il traffico è rimasto congestionato per tutta la mattina. A causare l'incidente di stamane come quello di ieri sera, sottolinea Autovia in un comunicato, non sono stati i cantieri per la realizzazione della terza corsia, visto che il tratto nel quale si sono verificati gli schianti non è interessato dai lavori, né vi sono restringimenti di carreggiata. E ora parliamo della legge sull'autonomia. Con 40 voti a favore e nessun contrario il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, lo sappiamo, ieri sera la legge sull'autonomia, è arrivato ieri sera il voto e quindi ora il governatore Luca Zaia ha ampio mandato, ce l'aveva già dal voto ma è stato legittimato dal Parlamento regionale, un ampio mandato per andare a trattare con Roma. Ora abbiamo il mandato, al governo chiediamo di attivare subito il tavolo della trattativa. Questo dibattito e questa iniziativa legislativa non ci sarebbero stati se non ci fosse stato il referendum, il voto di 2.300.000 veneti e un percorso che dura da 5 anni. Queste le parole del presidente Luca Zaia, intervenuto in Consiglio regionale nel momento del voto finale sulla proposta di legge per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia al Veneto. Con 40 voti a favore e nessuno contrario, i 10 consiglieri hanno abbandonato l'aula, il Consiglio regionale del Veneto ha dunque approvato la legge per l'autonomia con cui Zaia avvierà la trattativa con il governo. Il testo prevede che il Veneto chieda di poter avere autonomia su 23 materie, 20 concorrenti, 3 esclusive dello Stato. Hanno votato a favore i gruppi della maggioranza di centrodestra e alcuni consiglieri del Movimento 5 Stelle. Tutti i consiglieri del PD, insieme ad un pentastellato, non hanno partecipato al voto, lasciando l'aula. Con il voto del Consiglio dopo la consultazione referendaria ci viene dato un mandato forte, ha detto Zaia. Ora sarà una lunga partita e non ci vorrà un solo governo per chiuderla.
In merito alla richiesta di trattenere in Veneto i 9 decimi del gettito fiscale, il governatore ha detto di rifiutarsi di pensare che anche un solo cittadino veneto consideri eccessiva questa richiesta. Quanto invece ai possibili partner della trattativa, ovvero Lombardia ed Emilia-Romagna, il Presidente ha ribadito l'intenzione di volere un percorso su misura. Non andiamo a Roma col coltello tra i denti o soltanto, come dice qualcuno, per farci dire di no, ha detto, ma se la controproposta del governo non sarà dignitosa e rispettosa dei veneti, siamo pronti anche a dire di no. Allora torniamo a parlare della questione migranti con la protesta in atto ormai da giorni tra Cona e Codevigo, che adesso nelle ultime ore si sta spostando di nuovo verso il veneziano, verso Mira. Partiamo da Codevigo perché ieri sera c'è stata la tragedia che è arrivata come un macigno anche sulla protesta. Sappiamo ci sono un centinaio di migranti che adesso, stamattina, si sono spostati verso il veneziano, ma che hanno passato una notte davanti alla chiesa. Uno dei migranti che aveva raggiunto Codevigo è stato travolto e ucciso da un'auto. Stavano tentando di raggiungere i loro compagni in bicicletta lungo l'argine del Brenta. Erano le 20 di mercoledì quando Salif Traoré, ivoriano di 34 anni, è stato travolto e ucciso dall'auto di un padovano. È finito lungo la scarpata, per lui non c'è stato nulla da fare, ferito il suo compagno. Una tragedia nella tragedia, piombata sulla fuga di quasi 200 migranti dalla ex base NATO di Conetta. A piedi mercoledì avevano raggiunto Santa Margherita di Codevigo, dove avevano passato la notte lungo l'argine sinistro. Ancora a piedi hanno trascorso la notte tra mercoledì e giovedì nella piazza del paese, accampati sotto i portici della chiesa, fino alle 23 quando il parroco ha aperto le porte. Determinati, a Conetta non si torna a rischio della vita. Sono da campo con 11 mesi, non andato a fare la commissione, non fare niente. Noi siamo da campo con non fare bene. Tenda, dormire da tenda non va bene qualcuno. Noi siamo attraversare la desert, attraversare il mare per venire qua. La nostra libertà non va bene, adesso non vogliamo la libertà. Con loro giovani del sindacato USB che stanno facendo da portavoce nelle trattative iniziate con i vertici dell'amministrazione veneziana. Sull'argine mercoledì pomeriggio l'incontro con il prefetto Carlo Boffi e il questore Danilo Gagliardi, fumata nera. Noi cercheremo di proseguire il nostro viaggio verso Venezia. Ci attrezzeremo appunto tramite la solidarietà dei nostri compagni del sindacato, delle associazioni, dei collettivi, dei militanti che vivono nel territorio. Ci organizzeremo per una sistemazione di fortuna basata sulla solidarietà. Sono pronti a continuare e lanciano un appello alla solidarietà della gente. Dunque, l'obiettivo è tornare nella marcia verso il veneziano e fra poco vi racconteremo cosa sta accadendo nella marcia verso Mira, perché l'obiettivo è arrivare a Mira per questa sera. Intanto cosa accade da dove tutto è partito, e cioè dalla ex base di Conetta, la ex base missilistica. Ce lo dice in diretta la nostra Ilaria Marchiori. Com'è la situazione, Ilaria? Buongiorno da Venezia. Sta continuando la protesta dei migranti che erano ospitati nell'ex base militare di Conetta, ora più che mai dopo che uno di loro ha perso la vita investito da un padovano mentre correva in sella alla sua bicicletta, probabilmente mentre raggiungeva gli altri suoi connazionali che stavano protestando a Codevigo. Dunque la loro protesta non cessa, loro non mollano e continuano a chiedere condizioni di vita migliori. Il problema è che di soluzioni alternative per un numero così elevato di persone non se ne vedono all'orizzonte, parole che sono arrivate proprio dal prefetto Carlo Boffi, che ha incontrato alcuni di loro. È da tener presente, ha detto, che la situazione in realtà è migliorata da luglio a questa parte. In sordina, ha continuato Boffi, con la diminuzione degli sbarchi siamo riusciti ad abbassare il numero e ora sono arrivati a 1119. Appare però difficile trovare soluzioni alternative, ha concluso. E intanto questa mattina i migranti hanno lasciato Codevigo e si sono diretti a Corte, sempre nel Padovano. Nel primo pomeriggio potrebbero arrivare anche nel veneziano. Ulteriori informazioni e aggiornamenti naturalmente ve li forniremo nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Per il momento da Venezia è tutto, restituisco la... Grazie a Ilaria. Diamo subito allora un aggiornamento, come dicevi tu, al di là di quello che diremo poi nelle edizioni prossime, perché come dicevamo prima c'è stato uno spostamento dei migranti questa mattina da Codevigo
e quindi dovremmo vedere le immagini della marcia di protesta che si sta svolgendo, eccoli in questo momento da Codevigo. L'obiettivo è arrivare a Mira in serata. Questo è il passaggio, vedete, dei migranti che si stanno spostando, valigie e piccoli trolley, come hanno fatto dal passaggio da Cona a Codevigo. Dicevamo, l'obiettivo è arrivare a Mira questa sera. C'è stato un momento di tensione che sta continuando davvero in questi istanti a Boion di Campolongo Maggiore lungo il tracciato, perché la polizia avrebbe fermato questo corteo, ritenendolo ovviamente anche pericoloso per l'incolumità degli stessi profughi che vedete stanno camminando sulla strada arginale, e quindi un momento di tensione nel blocco, il momento del blocco di questo corteo. In questo momento c'è trattativa in corso tra i profughi, che sono anche rappresentate, come abbiamo visto, dai sindacati USB, e le forze dell'ordine, e cercheremo di capire cosa succederà nelle prossime ore. Adesso torniamo a parlare dell'agitazione dei medici di base, perché non solo Treviso, anche dalla CGIL del Veneto arriva la richiesta di attuare al più presto l'accorpamento nelle aziende sanitarie, nelle ULSS, perché, ribadisce il sindacato, i vantaggi sarebbero molteplici. Sentiamo. La Regione può fare questa discussione, può incentivare che questo avvenga affinché si esca dal sistema di convenzione e diventino dipendenti pubblici e medici dentro il sistema. Anche secondo la CGIL Funzione Pubblica del Veneto, la proposta che la nostra emittente sta portando avanti di accorpare i medici di base alle ULSS potrebbe rappresentare la giusta soluzione. Questo servirebbe a sgravare ancora di più pronto soccorso, strutture intermedie, case di riposo, a fare in modo che i medici siano appieno dentro il sistema sanitario regionale. Evitare altre giornate di stop degli ambulatori deve essere l'obiettivo da raggiungere, perché, come ha ricordato nel corso della trasmissione 20 e 10 l'onorevole Roberto Caun di Forza Italia, a rimetterci sono sempre e comunque i pazienti. Si va a intasare il pronto soccorso, già i pronto soccorsi hanno i loro problemi, ti arriva l'ammalato, insomma è tutto quanto un susseguirsi, invece di prendere il permesso in azienda per 2 ore poi vai a finire che prendi la giornata di roll e via via per curarti, e automaticamente si innesca un costo per lo Stato. Il Movimento 5 Stelle auspica che si raggiunga un punto di incontro per non creare ulteriori disagi a chi in questa vicenda è il primo a rimetterci senza avere colpe, ovvero il cittadino. Quelli che stanno perdendo oggi sono i cittadini veneti, e questo è intollerabile. Noi chiediamo che immediatamente venga riaperto il tavolo di trattativa tra i medici di base e tra la Regione. Torniamo a parlare di drammi sulla strada, con un grave incidente stradale nella serata di ieri a Cadone, con una 17enne travolta da un'auto mentre era in bici, ora è in gravi condizioni. È ricoverata in gravi condizioni una 17enne di Cadone che ieri pomeriggio è stata coinvolta in un incidente stradale. La giovane era in sella alla sua bici quando tra via Loredana e via Leopardi è stata urtata da un'auto guidata da un 82enne. L'impatto è stato violento e la ragazza è finita sul parabrezza del mezzo, poi sbalzata a terra, priva di sensi. Immediati soccorsi, ora è in prognosi riservata all'ospedale di Padova, dove è arrivata in coma. L'anziano che ha investito la 17enne si è sentito male dopo l'incidente. Sul posto la polizia locale per i rilievi. A Vicenza ora per momenti di terrore per chi guidava un furgone adibito al recupero del denaro che si trova nelle macchinette, negli apparecchi automatici. È stato furgone che è stato rapinato ieri sera. Allora ci dice tutto al telefono in diretta per noi la nostra Gabriella Basso. Gabriella. Sì, buongiorno a te telespettatori. Come dicevi tu, paura ieri sera per il conducente di un furgone, di quelli dei distributori che vanno a raccogliere appunto i cambiamonete dei bar dove ci sono le slot. Paura perché si è trovato di fronte, nel momento in cui ha parcheggiato davanti al locale dove doveva appunto fare questo cambio, era verso sera, tardo pomeriggio, si è presentato di fronte un uomo armato che lo ha minacciato, e il conducente non è rimasto altro che lasciare il mezzo. L'uomo è scappato con quel furgone, che poi è stato ritrovato in tarda serata dalle forze dell'ordine. La polizia appunto sta cercando di capire se cosa sia successo, chi sia ovviamente il rapinatore, e soprattutto ricostruire la dinamica di questa rapina che ha visto il conducente del mezzo avere particolare paura, perché l'uomo è stato particolarmente
forte, violento nelle sue minacce. Maggiori particolari ovviamente nell'edizione di questa sera dei nostri telegiornali. Per il momento da Vicenza è tutto. Grazie Gabriella. Vasso, ancora violenze sulle donne recluse in casa, la moglie trova la forza di reagire e chiedere la separazione, ma il marito la prende a sprangate sotto gli occhi della figlia piccola della coppia. Accade a Preganziol. Una vita chiusa in casa, senza la possibilità di vedere le amiche, di uscire, di fare una passeggiata. Lei poteva vedere la luce del sole solo accanto a lui. Un'esistenza insopportabile a cui la donna è riuscita a dire basta ed ha chiesto la separazione. Ma il marito non si è mai rassegnato ed ha iniziato a perseguitarla, a offenderla, a mandare messaggi minatori, fino a quando l'uomo ha saputo che l'ex moglie stava iniziando a frequentare un altro uomo. A quel punto la rabbia è diventata ancora più violenta ed i messaggi sul cellulare, offese e minacce. Il culmine è arrivato un giorno quando ha visto in macchina la sua ex moglie con l'uomo che lui sospettava essere il nuovo compagno. Armato di una spranga, ha prima colpito più volte la donna, poi si è scagliato contro la macchina. Il marito orco ora è a processo con l'accusa di maltrattamenti, lesioni aggravate, minacce e danneggiamento. La prima udienza ieri che ha portato a galla questa storia fatta di violenze e umiliazioni. Il processo riprenderà ad aprile. Allora parliamo dei FAS e dell'analisi della Regione, dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ARPAV sui cibi, gli alimenti, oltre 1200 campioni messi sotto esame proprio per tranquillizzare i consumatori del Veneto, i cittadini del Veneto. Allora, questa mattina sono stati presentati i dati su questi oltre 1200 campioni di cibo, di alimenti. Allora sentiamo quali sono i risultati dal nostro Tommaso Stoppa che ha seguito questa presentazione. Tommaso, in diretta telefonica da Venezia. Sì, buongiorno, sono abbastanza rassicuranti le notizie che arrivano dalla Regione. È stata completata l'indagine sugli alimenti per quanto riguarda la contaminazione da FAS, un'indagine predisposta dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e dall'ARPAV, che hanno collaborato per svolgere queste analisi su 614 campioni di alimenti di origine vegetale e 634 campioni di origine animale, quindi si è controllata frutta, uva da vino, ortaggi di ogni tipo, suini, avicoli, bovini, insomma ogni tipo di alimento consumato in queste zone contaminate. I risultati, si diceva, sono piuttosto buoni per la stragrande maggioranza di alimenti. I FAS sono risultati inferiori alla soglia di rilevabilità strumentale, quindi sostanzialmente non ci sono. Per alcuni tipi invece di alimenti si sono rilevate concentrazioni superiori ai limiti in più del 5% dei campioni. Gli alimenti di cui si parla sono fegato di avicoli, bovini e suini, muscolo di suino, uova per autoconsumo, pesci selvatici di cattura e mais. Tutte queste concentrazioni, secondo chi ha effettuato queste analisi, sono tali da non contribuire significativamente all'assunzione complessiva di PFAS, perché appunto non si trovano in tutti gli esemplari di questi alimenti, ma soltanto in una piccola percentuale. L'unica differenza rilevante è quella dei pesci selvatici da cattura, i famosi pesci di cui si è parlato anche nei giorni scorsi, che invece presentano qualche problema in più, ma fortunatamente sono alimenti che si consumano raramente. Questi dunque i risultati e ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. La politica adesso. Ieri sera a 20:10 ospite il candidato sindaco della Lega Nord di Treviso, Mario Conte, esattamente più o meno una settimana fa la presentazione ufficiale che abbiamo seguito, ricorderete, e lanciato direttamente dal segretario federale Salvini. Continuano i lavori, le strategie per ricompattarsi con Forza Italia, che come sappiamo a Treviso ha schierato un altro candidato, ma c'è un'apertura, un'eventuale trattativa per ricompattare la frattura. Ne ha parlato ieri sera Mario Conte, ha parlato ovviamente anche del caso Gentilini. Sentiamo le sue parole. Io credo che oggi sia la Lega Nord che Forza Italia e tutti gli alleati del centrodestra, che tra l'altro l'altra sera erano ben presenti e con grande entusiasmo alla presentazione del sottoscritto, stiano facendo tanti passi avanti.
tanti passi avanti verso un programma sempre più condiviso, perché anche con l'amico Andrea De Checchi ci siamo sentiti anche oggi telefonicamente, purtroppo non abbiamo potuto ancora incontrarci, non abbiamo parlato di incarichi, di ticket, di vice sindaco, di sindaco. Io mi auspico che Gentilini e le persone che stanno a lui attorno, che tra l'altro sono delle persone con delle competenze e anche con dei valori, possano cambiare atteggiamento. Il valore di Gentilini non è dato dagli elettori e da quanti voti lui può prendere, è dato dal valore umano che ha la persona. È sicuramente un simbolo di onestà e di buona amministrazione che ha caratterizzato 20 anni della nostra città. La cosa che io chiedo è che lui oggi torni a mettere a disposizione la sua grande esperienza per un progetto che però è nuovo. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali, ore d'angoscia a Galliera Veneta, nell'Alta Padovana, per la scomparsa di un ottantenne. Da domenica le ricerche sono in corso. È da domenica che Dino Lago, 80 anni, di Galliera Veneta, nell'Alta Padovana, non dà notizie di sé. L'uomo si è allontanato a piedi da solo e poi ha fatto perdere le sue tracce. Dopo l'allarme lanciato dai familiari, ora sono scattate anche le ricerche da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile, che stanno perlustrando la zona alla ricerca dell'anziano, che si è allontanato senza portare con sé i documenti. Anche il sindaco di Galliera, Stefano Bonaldo, ha lanciato sui social un appello, invitando chi avesse notizie a contattare le forze dell'ordine. Allora parliamo di lotta contro il cancro, al via la quarta edizione della Corri in Rosa, e quest'anno gli organizzatori hanno voluto dedicare una maglia a mamma Elisa Girotto, la giovane mamma di Spresiano. Lo ricorderete che ha commosso tutti con i suoi 18 doni per la figlia piccola. Correranno virtualmente insieme Elisa, la mamma coraggio che ha lottato con tutte le sue forze contro una malattia che non le ha lasciato scampo, e la sua bimba. La piccolina, in passeggino, parteciperà alla manifestazione assieme alla nonna, la mamma di Elisa, insieme, sempre. A lei sarebbe piaciuto correre, e la maglia che gli organizzatori hanno voluto dedicarle ha davvero riempito il cuore di emozioni forti ed intense. A prendere la maglia dedicata ad Elisa, la mamma Alessandra ed il genero Alessio. Lei che aveva pensato di acquistare alla sua piccola 18 regali, uno per ogni anno, con un cuore grande e un coraggio immenso. Lei alla Corri in Rosa ci sarà. 8.000 partecipanti, con lo start alle 10 da Via De Gasperi di fronte al municipio. Un modo questo per contribuire con grande generosità al pagamento delle rate del mammografo installato all'ospedale di Conegliano. Dopo la corsa o la camminata, la festa continuerà con il tradizionale pasta party. Cambiamo argomento, la storia del gioco dagli egizi ai giorni nostri, la singolare esposizione negli spazi di Palazzo Bomben della Fondazione Benetton Studi e Ricerche a Treviso. Dai primissimi dadi, degli ossetti di capra a 4 facce, fino alle slot machine, in mezzo a migliaia di anni di gioco, inteso come passatempo, puntata, scommessa, fino all'azzardo, la storia dei giochi di fortuna in mostra a Palazzo Bomben a Treviso. Organizzata dalla Fondazione Benetton Studi e Ricerche, l'esposizione offre uno spaccato della storia del gioco di origini antichissime, ma nato così come lo conosciamo oggi nel 200. 120 pezzi tra manoscritti, incisioni, dadi, cartelle, il biribissi ed il lotto reale, antenati settecenteschi delle nostre roulette, o ancora la macchina con cui nell'800 si sorteggiavano i ragazzi da mandare in guerra. Giochi di ogni tipo che mostrano come nella storia da sempre ci sia stata la consapevolezza della pericolosità, della degenerazione del gioco ed il tentativo di trovare un equilibrio tra consentito e vietato. L'equilibrio è naturalmente difficile, perché si tratta di capire fino a che punto lo Stato è barattiere o fino a che punto lo Stato è quello che riesce a controllare un fenomeno pericoloso in modo ragionevole. Si gioca da sempre si scommette su tutto, sull'esito di una battaglia, sul tempo di rientro di una flotta, sul vincitore di una gara, sull'elezione del nuovo Papa, sul prezzo di un prodotto. Ancora oggi del resto si gioca in borsa. Il problema è quando il gioco diventa patologico, arrivando a rovinare persone e famiglie. Ed anche questa era consapevolezza degli antichi, dai falò delle vanità alle raffigurazioni del demone del gioco, immagine simbolo della mostra. Tutti si sono posti il problema di regolamentare, di vietare,
Il tema è molto attuale perché c'è una componente legata a comportamenti patologici, purtroppo. L'immagine logo l'abbiamo scelta apposta per far vedere come anche nel passato, un'immagine evidentemente antica, la patologia da gioco fosse rappresentata come un mostro che si mangia tutte le risorse, che porta via patrimonio alle persone, che mette in miseria le famiglie. Tutta Antena 3 sul vostro cellulare, come sapete c'è la possibilità dallo streaming in diretta alle nostre produzioni, tutti i servizi dei telegiornali, basta scaricare la nuova applicazione per telefonini e tablet di ultima generazione dalla Apple Store o da Google Play Store per i cellulari Android. La nostra app si chiama Antenna 3, staccato tutto in lettere per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione e condividere i file dei servizi TG o degli approfondimenti. 20:10, la voce del mattino, ore 13, è tutto a vostra disposizione e basta davvero un click. C'è solo il tempo per ricordarvi, prima di salutarvi, che sono gli ospiti di oggi. Intanto a ore 13, fra pochissimo, si parla di artigiani e quindi la difficoltà degli artigiani, ma anche benefici e difficoltà. Ci sono tra gli altri ospite c'è il segretario della CGIL di Treviso, provinciale di Treviso, Giacomo Vendrame. Questa sera alle 20:10 la politica in primo piano e con Ferdinando Avarino, Massimiliano Barison, capogruppo dei Forza Italia in Consiglio regionale, e Stefano Frocasso, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, quindi ovviamente si parlerà anche dell'autonomia dopo il voto di ieri. È tutto davvero, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Continua una moderata alta pressione sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio si coprirà ovunque, ma senza precipitazioni. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra gli 11 e i 13 gradi, i valori notturni attesi tra 3 e 6 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui condizioni stabili, bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio aumento delle nubi. Temperature massime comprese tra i 10 e i 13 gradi, valori notturni tra 4 e 6 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra i 13 e i 15 gradi, valori notturni sui 5-6 gradi circa. Il mare sarà mosso sulle coste e poco mosso al largo, i venti moderati nord-orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.